per quanto riguarda la marcia vi lascio la parola agli organizzatori, perché ogni anno la marcia cresce sia dal punto di vista organizzativo, perciò lode e merito a chi lo organizza ogni anno sempre così bene, cresce anche nel numero, c'è dei partecipanti, vuol dire che le cose funzionano, è una soddisfazione anche per il quartiere portare tanta gente così. Però vi anche qualche aspetto negativo, come per esempio abbiamo un pezzo di terreno dove potrei far parcheggiare le macchine e così via. Ogni anno per farlo riuscire questo terreno comunale a tagliare erba una volta all'anno è una perché noi da 27 anni siamo partiti da niente, siamo in 350 soci e siamo contenti perché abbiamo coinvolto molte scuole, molti asili e domenica se venite li vedete di persona, noi diamo i cartellini a €1,50 alle scuole e ai disabili e poi le diamo della cancelleria quello che chiedono. Facciamo sempre, l'abbiamo sempre fatto senza metodo regionale. Prendiamo €2 a tutta la gente che viene lì, €2. Quando le abbiamo dato il panino vorremmo essere a posto, il minestrone, i prodotti facciamo i dolci, assicurazione, c'è il rischio, un po' di tutto, extra di altri 4 ristori che viene fatto in giro. Ecco, io personalmente mi rammarico soltanto di una cosa: noi non siamo la Stravicenza, però non vedo nessuno, non c'è niente, i giornali di Vicenza se lo dobbiamo pagare per mettersi. Non credo essere di serie B. Vorrei che la Stravicenza è una bellissima cosa, la seguo, vado, però la Galopera è da 27 anni che è in piedi, è da 27 anni che si arrangiamo di tutto. E non è pubblicizzata come la Stravicenza. Vorrei un po' di attenzione di più per la Galopera. Questa è la cosa che sto chiedendo e domani vediamo nella giornata di Vicenza cosa verrà fuori della Galopera. Questo lo sto ascoltando, lo sto guardando e vediamo che cosa viene fuori dalla Galopera per soggiornare di Vicenza e domenica e vediamo se figura un pezzettino come ha fatto per una settimana intera e Stravicenza e ogni giorno soggiornare di Vicenza. Lo vedevo, lo giravo la pagina perché mi dava fastidio. L'anno prossimo ci chiamiamo Strada. Noi abbiamo precisato che la Galopera sarà ripresa e trasmessa dall'emittente televisiva TV. Ci appaghiamo. Quindi ci appaghiamo noi, ci appaghiamo tutto, anche il giornale di Vicenza che è venuto fuori noi, €1.500. C'è la lucciolata che i soldi che prendiamo vengono contati lì alla sera, extra delle spese perché le facciamo tutte noi, i soldi vengono contati lì e dopo 2 giorni li portiamo noi ad Abbiano. E aggiungiamo ancora l'anno scorso €2.500 li portiamo ad Abbiano. E poi un'altra cosa dico lo sa e quelli che lo sanno, noi i soldi che prendiamo, tanti soldi della Galopera, se in piedi ancora le scuole che abbiamo, le scuole silviopeliche, se in piedi è per noi. E se in piedi la chiesa vecchia è ancora per noi. Già Lorenzo lo sa, siamo partiti assieme, abbiamo fatto il riscaldamento fuori norma perché lo abbiamo fatto in nero, abbiamo fatto portare il metano